Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione della foto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Vediamo subito gli argomenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con le notizie per quanto riguarda la cronaca. Per quanto riguarda un incidente stradale in corso in questi minuti lungo la A4, subito dopo il casello di Latisana in direzione Venezia, la coda si è già formata fino all'altezza dello svincolo di San Giorgio di Nogaro, uscita obbligatoria per quanto riguarda i mezzi in transito proprio al casello di Latisana. Al momento non si sa esattamente le dinamiche del sinistro, comunque ripetiamo, autostrada al momento di nuovo bloccata tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. E pochi minuti prima era stata riaperta l'autostrada per un incidente tra Porto Gruaro e Sastino in direzione Venezia nel sinistro, in cui non ci sono feriti. Uno dei mezzi ha perso il carico di granaglie sul posto, ha operato il personale di Autovie Veneta e i mezzi di soccorso che hanno recuperato materiale e iniziato a pulire la sede stradale. Non è stato comunque necessario chiudere il tratto autostradale per il sinistro, che si è verificato sulla corsia di Marcia. I mezzi che provengono da Trieste possono circolare sulla corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto l'incidente. I vigili del fuoco invece al lavoro nella notte a Gorizia per un incendio al terzo piano di una palazzina Ater di via Ristori. 4 persone, di cui 2 disabili, ricoverate al pronto soccorso per leggera intossicazione da fumo. La causa è un problema di carattere elettrico. A Cervignano del Friuli c'è stato un investimento poco prima delle 8 di oggi. Un ciclista di 19 anni, per cause da accertare, è stato urtato da un'auto condotta da un uomo del luogo. Il 19enne insella la bicicletta, in seguito all'urto è caduto rovinosamente a terra, riportando diverse ferite. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale di Udine a bordo dell'eliambulanza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.